Quarta corsa dal Savio con un confronto di categoria E, una prova del torneo senza frusta. Sono in 9 al via sul miglio: 1 Taiga Jet, 2 Urdel Ronco, 3 Tempesta Lux, 4 Uragano Spritz, 5 Tarek, 6 Urbi e Torbi Jet, seconda linea 7 Tilde Mati, 8 Socrate Benal, 9 Ticino. Favori in chiusura netti per Taiga Jet, numero 1 Roberto Andreghetti. Taiga Jet veloce contro Uragano Spritz, che prova comunque il suo esterno. Si accoda subito Urdel Ronco. E rimane così all'esterno Uragano Spritz, perché serra sotto anche Tarek davanti a Tilde Mati, poi Socrate Benal, via via tutti gli altri. Retrocede Uragano Spritz dopo i primi 300 metri di gara, mentre Taiga Jet continua di buona lena dopo i primi 200 in 14,3, completi il quarto in 29,3, seguita sempre da Urdel Ronco, quindi Tarek, Tilde Mati, all'esterno Uragano Spritz che si trascina Socrate Benal, ancora alla corda Urbi e Torbi Jet, con a lato Ticino. Chiude il gruppo Tempesta Lux. 45,2 per i 600, va via da 1,15 appena abbondante Roberto Andreghetti in sediolo a Taiga Jet, che guida davanti alle tribune, sempre in schiena rimane Urdel Ronco davanti a Tarek e Tilde Mati. Percorsi esterni Uragano Spritz con in schiena Socrate Benal, via via gli altri. Intanto 59,9 per gli 800 con Taiga Jet che continua a guidare, Urdel Ronco in seconda posizione, poi Tarek, chilometro completato nell'ordine del 1,15,1. Cerca di muovere al largo ora Ticino, anticipato da Socrate Benal, mentre in terza posizione sempre Tarek, che rimane lì alla corda davanti a Tilde Mati. Cavalli a 400 dalla conclusione dopo un parziale in 14,1, faticano i cavalli all'esterno. Tarek ora prova a spostare, va su Urdel Ronco, che a sua volta prova ad andare su Taiga Jet, avanza bene anche Tempesta Lux dalla coda e Ticino. Intanto guadagna una posizione Tilde Mati lungo la corda, ultimi 100 di gara con Taiga Jet in vantaggio. Taiga Jet nel finale sfugge agevolmente a tutti gli avversari, secondo posto per Urdel Ronco, mentre al terzo chiude Tilde Mati precedendo Ticino. 1,13,6 ragguaglio conclusivo con 28,5 a chiudere, immediato raddoppio per Giuseppe Citarella dopo il successo con Connie Icon, questa volta in sediolo Roberto Andreghetti, che da un capo all'altro guida Taiga Jet. Ragguaglio notevole, 1,13,6 che è miglior tempo da un pezzo per Taiga Jet, che si era già espressa bene in altre occasioni e raccoglie così la seconda vittoria qui al Savio, oltre a 2 piazzamenti, quindi ottimale la forma di Taiga Jet, la quota di 1,62 al totalizzatore, la guida di Roberto Andreghetti.